Regioniamoci sopra. Conduce Giuliano Zulin. Buongiorno amici, ragioniamoci sopra, sempre qui su Radio Libertà, con voi Giuliano Zulin, sempre per approfondire i temi legati all'autonomia e al regionalismo. Oggi però, visto che noi siamo una trasmissione onesta, dobbiamo dire cose non belle sull'autonomia, o meglio, cose non belle che sono accadute e che potrebbero accadere sul percorso dell'autonomia. Perché prendiamo ad esempio, la sentenza numero 10 della Corte Costituzionale, che è quella che ha rigettato la richiesta di referendum da parte dei famosi comitati contro la legge Calderoli, la famosa legge 86 di attuazione dell'autonomia. Questo perché, purtroppo andando a leggere, come noi siamo stati fra i pochissimi qui su Radio Libertà, andare a leggere la sentenza, quella ve la ricordate di novembre, che di fatto aveva in gran parte, modificato la legge 86 di Calderoli, diciamo dell'attuazione dell'autonomia, però aveva anche a sua volta rigettato in maniera consistente con mi pare 38, 37, no, non mi ricordo mai la cifra, comunque siamo lì, tutti i ricorsi presentati dalle regioni, contro di costituzionalità contro la legge stessa di attuazione dell'autonomia differenziata, presentati appunto da Campania, Puglia, Toscana e Sardegna. Adesso, sappiamo tutti, sono state raccolte le firme, 1.300.000 firme, di cui 700.000 stanno seduti sul divano, però il diritto c'era di raccoglierle in quella maniera lì, e la Cassazione aveva verificato che effettivamente c'erano queste firme, i nomi corrispondevano, tutto era regolare, per cui la Corte Costituzionale Monca, ricordiamolo che mancano 4 giudici della Corte Costituzionale che non sono ancora stati nominati dal Parlamento, quindi in maniera, come dire, incompleta, però effettiva, efficace, ha deliberato che il referendum non s'ha da fare, cioè quindi non si voterà per abolire la legge Calderoli, e questo l'abbiamo detto. Però andiamo a vedere anche le motivazioni, cosa c'è scritto dentro la sentenza, e leggendo fra le righe capirete il perché, come ho detto prima, diciamo, scende un velo di tristezza, no, nonostante ci sia gioia perché stasera comincia Sanremo, ci sia comunque un velo di tristezza di fronte a un percorso autonomistico che è sancito dalla Costituzione, di cui se ne parla da 30 anni, ma che alla fine non si riesce mai a portare a casa. Io ho le mie idee per quale motivo, ma giustamente poi magari ne parleremo, ma poi parleremo anche di una provocazione che potrebbe essere anche la soluzione, ma ovviamente è una fantapolitica, fantariforme, precisiamolo subito, ma lo ribadiremo dopo. Leggendo però la sentenza della Cassazione, presieduta in questo momento da, Giovanni Amoroso, di fatto, andiamo a vedere, partiamo subito dal fatto da una cosa triste, ve lo dico subito, perché chiaramente contro, la richiesta di, indire il referendum per abolire la legge 86, quella di attuazione dell'autonomia differenziata, era sceso in campo contro, diciamo come ricorso, anche la Regione Veneto. E infatti leggiamo che in data 8 gennaio la Regione Veneto ha depositato un atto denominato di intervento, nel quale ha chiesto che il quesito sia dichiarato inammissibile. E adesso arriviamo ai momenti tristi, no? Innanzitutto la difesa regionale, si legge nella sentenza della Corte Costituzionale, evidenzia che in considerazione del, virgolette, "carattere profondamente demolitorio" della sentenza 192 del 2024, il voto sul referendum in esame finirebbe per aver bla bla bla. Cioè praticamente, purtroppo, lo ammette anche la Regione Veneto, la sentenza che ha di fatto stabilito come riscrivere la legge Calderoli su attuazione dell'autonomia, la famosa legge 86, lo ammette anche la Regione Veneto, ha un carattere profondamente demolitorio. E questo purtroppo, ragazzi, cioè, c'è poco da dire. Qua siamo in presenza di un qualcosa che
si può fare, si può rimediare, ma bisognerebbe anche accelerare in Parlamento. C'è una forza politica che sta accelerando, che sta spingendo molto su, di fatto riscrivere velocemente, anche perché più di metà delle segnalazioni, degli avvisi, delle notifiche, chiamiamole come volete, della Corte Costituzionale sull'attuazione dell'autonomia differenziata, le ha già scritte la Consulta, per cui basta solo CTRL-C e CTRL-V, copiare e incollare il nuovo testo. Certo, c'è poi tutto il discorso dei LEP, ci sono altre 2 cose. Uno, che appunto bisogna definire i LEP in Parlamento e non con un DPCM, anche se io ricordo sempre che quando, durante il Covid, forse per motivi di emergenza, non lo sappiamo, ma i DPCM praticamente avevano un valore quasi superiore alla Costituzione, chiusa parentesi, e nessuno ECP nulla, richiusa anche la parentesi quadra e la graffa. Detto questo però, c'è anche l'altro aspetto, che è quello che, non si possono trasferire materie intere alle regioni, ma soltanto funzioni. E le funzioni, l'abbiamo detto qui a Ragioniamoci Sopra più volte, sono più o meno 400, 500, che vanno da materie LEP, quindi dove serve fissare prima i livelli essenziali di prestazioni, a materie non LEP. Ma qua arriva il bello, a proposito di tristezza. Perché poi se noi andiamo a vedere, diciamo, considerato in diritto, dice la Corte Costituzionale nella sentenza che ha rigettato il ricorso, ovviamente diciamolo, ha detto che non si può fare perché il quesito era oscuro, noi l'abbiamo detto tante volte qua, perché diceva che non era chiaro, qua proprio parla di termini cioè dice che il quesito è oscuro, quindi non è che c'è tanto da rallegrarsi per quelli che dicono: "No, ma tanto, eh". Comunque, per esempio, all'8º comma dice questo, no, cioè spetta a questa corte valutare se, e anche qui ahimè, dice: "Nonostante il massiccio effetto demolitorio", no, cioè usa parole purtroppo negative nei confronti della legge sull'autonomia differenziata, dell'attuazione dell'autonomia differenziata, che, lo ricordo, è la prima volta che viene scritta, perché dopo 23 anni, 24 di modifica costituzionale che introduceva nel 2001 la il regionalismo differenziato, diciamo chiamiamolo l'autonomia, nessuno si era mai preso la briga di metterlo in pratica. In teoria forse non serve la legge Calderoli, chi lo sa, potremmo vedere soltanto anche accordi regioni-Stato direttamente su alcune materie, però voglio dire, la legge Calderoli invece in realtà era nata proprio per tutelare chiunque. Purtroppo alcuni non hanno voluto sentire questa motivazione e sono andati a testa bassa, portando a casa un risultato che qual è? Che non cambia nulla e le differenziazioni tra regioni e territori non solo rimangono, ma addirittura si stanno amplificando. La legge Calderoli in realtà interviene su questo, perché chiaramente introducendo i LEP, cioè i livelli essenziali di prestazioni, lo dice la parola stessa, essenziali di prestazioni, vuol dire che diciamo c'è un minimo comune, un minimo sindacale, no, dei servizi offerti dallo Stato ai cittadini di un determinato territorio. Però andiamo proprio al discorso che è abbastanza triste, no, perché praticamente dice questo, no, dice questo: la sentenza, quella vabbè, quella diciamo di novembre della consulta, che ripeto è intervenuta 2 volte la consulta nel giro di 3 mesi sull'autonomia differenziata, oserei dire che velocità, aveva dichiarato illegittima gran parte della legge 3, quella che disciplina l'individuazione dei LEP, censurando, leggo sempre le motivazioni della consulta della sentenza della settimana scorsa, se la delega legislativa è per la determinazione dei LEP, sia i criteri vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, ossia quelli previsti dalla legge 197 del 2002. Boh. Per effetto di tale duplice dichiarazione di illegittimità costituzionale non c'è modo, dice la consulta, di individuare i LEP di cui alla suddetta legge del 2004. I nuovi criteri non ci sono, dice, e quelli vigenti non hanno più efficacia, cioè bisogna riscrivere proprio
i criteri per definire i LEP, ma deve riscrivere di fatto il Parlamento e poi chiaramente applicarli. Quella sentenza però aveva dichiarato, diceva appunto praticamente che, l'individuazione dei LEP, i criteri di quella legge comporta lo stato che non è possibile individuare dove LEP e il vecchio criterio di determinazione non è più applicabile, abbiamo appena detto. E arriviamo al punto nodale, no, cioè residuano, dice la Corte Costituzionale, è vero, le materie no LEP, ma in realtà anche queste sono incise dall'interpretazione fornita dalla sentenza 92, quella lì appunto che ha riscritto la legge Calderoli, laddove ha affermato che alla luce delle considerazioni sopra esposte, cioè della necessità di determinare il relativo LEP, il costo standard, qualora si trasferisca una funzione attinente a un diritto civile o sociale, va interpretato in senso conforme a Costituzione. Nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come no LEP, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se invece lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia no LEP o incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP o costo standard. Questa Corte, va avanti poi la consulta, ha inoltre rilevato che ci sono delle materie alle quali afferiscono funzioni il cui trasferimento è in linea di massima difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà. Loro infatti avevano fatto per esempio il commercio estero e le professioni non possono essere trasferite. Per cui alla fine la consulta dice questo: vi è A, c'è stato un trasversale ridimensionamento dell'oggetto di qualsiasi possibile trasferimento. B, la paralisi dell'individuazione dei LEP, di cui la soggetta la C, la conseguente impossibilità di trasferire specifiche funzioni relative alle materie LEP, nonché relative a materie no LEP, là dove esse incidono sui diritti civili e sociali. D, l'individuazione, cioè non c'è un catalogo di materie nelle quali il trasferimento di funzioni è difficile da giustificare, tra cui le materie no LEP, tipo appunto commercio con l'estero e professioni. Quindi alla fine dice la consulta, rimane unicamente la possibilità di trasferire specifiche funzioni concernenti alcune materie no LEP, a condizione però che non incidono su un diritto civile o sociale e che l'iniziativa regionale sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà. In definitiva, dice la consulta, la sentenza, quella di novembre, che ha riscritto o ha detto come riscrivere la legge Calderoli, ha eliminato gran parte del disposto normativo della legge stessa, incisa nella sua architettura essenziale, lasciando in vita un contenuto minimo. Questo contenuto di difficile individuazione, però, dice sempre la consulta, e ciò si riflette sulla comprensibilità del quesito da parte del corpo elettorale e quindi da qui dice il referendum non sarà fare perché non si capisce più su cosa verte il referendum, per cui non va fatto. Prendiamoci una pausa perché c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Prendiamoci un secondo una pausa.
Rieccoci a Ragioniamoci Sopra, Radio Libertà, Giuliano Zulin con voi. Abbiamo appena letto dei passaggi fondamentali della sentenza della Corte Costituzionale che ha rigettato il referendum abrogativo della legge Calderoli, quella che in teoria dovrebbe attuare l'autonomia differenziata. E come abbiamo detto all'inizio di questo nostro punto questo nostro programma, c'è un velo di tristezza perché alla fine io prima ho letto la consulta, in sostanza dice questo la consulta. Che il referendum non sa da fare perché è oscuro, scritto, ma soprattutto è oscuro perché ormai non c'è più, dice la consulta, niente su cui, cioè è rimasto poco o niente della legge, no? Ora io penso che non sia così, nel senso che credo che invece la legge Calderoli, così come è passata dal giudizio della consulta, ha un valore fondamentale, nel senso che riconosce autonomia differenziata, in concreto, non solo sulla Carta Costituzionale, e soprattutto dice bisogna anche darsi da fare per creare i LEP, i livelli essenziali di prestazione. Bisogna individuare i criteri di questi LEP, e però la cosa nuova, secondo me, ma molto importante, è che qua si dice che non possiamo, il governo e le regioni non possono andare avanti nemmeno nella trattativa no LEP, perché se una funzione, ripeto, non una materia, una funzione amministrativa, per dire no LEP, faccio sempre l'esempio io della protezione civile, no, che ne so, dei vigili del fuoco, cioè qualcosa, secondo, se questa funzione andasse a incidere sui diritti civili e sociali dei cittadini, ecco che allora, anche se è no LEP, cioè vuol dire che non c'è un livello essenziale di protezione, rientra nei LEP. Ora qui noi non è che siamo abituati a Ragioniamoci Sopra a criticare o a sposare le tesi della magistratura, delle corti, delle sentenze, perché ci mancherebbe altro. Primo, non è compito nostro, è compito magari della politica o di qualcuno commentare o criticare o appoggiare delle sentenze. Detto questo, se arrivano anche i giudizi, come dire, a rate, cioè prima mi dici che bisogna riscrivere i LEP, benissimo. Poi dopo cosa succede? Le regioni che vogliono l'autonomia differenziata vanno avanti nella trattativa almeno nei no LEP, no, cioè dici: "Vabbè, i LEP okay, bisogna riscriverli in Parlamento, bisogna fissare dei criteri votati dal Parlamento, bisogna avviare un percorso nuovo". Però intanto possiamo andare avanti nei no LEP perché dicono queste regioni, no, crediamo che ci sia la possibilità di fare meglio dello Stato, perché poi alla fine in sé per sé questa è l'autonomia, no, l'autonomia è l'assunzione di responsabilità di un territorio che dice: "Io credo di poter far meglio dello Stato centrale", ma non perché lo Stato centrale siano dei cialtroni, ma perché chiaramente sono più vicino alla gente e quindi essendo più vicino alla mia gente, sono anche più capace di, gestire e risolvere dei problemi e migliorare dei servizi nei confronti dei cittadini. Ecco, se anche oltre che nelle materie LEP, che sono 14 su 23, di fatto la consulta dice che non si può trasferire neanche una funzione amministrativa, anche no LEP, cioè quella dove non servono i livelli essenziali di prestazione, quindi in teoria potresti trasferirla anche domani sera, però dice: però se va a incidere sui diritti civili e sociali allora non si può più fare". Capita bene che allora in questo momento qua, cioè, le mani sono non legate di più, no, ma soprattutto il velo di tristezza che dicevamo all'inizio della nostra puntata è forte, perché poi allora uno fa un ragionamento, no, ma allora è inutile che io cittadino sia andato nell'ottobre del 2001 magari a votare e confermare una modifica della Costituzione che dica che, 23 materie possono essere gestite o cogestite dallo Stato centrale e dalle regioni.
Ricordo una riforma voluta dal centrosinistra, passata per 4 voti e che chiaramente, non avendo una maggioranza qualificata, è stata sottoposta al giudizio dei cittadini che dovevano confermare, come direbbe, Borghese in Quattro ristoranti, confermare o ribaltare il risultato, no. Ecco, in questo caso qua, c'è stato una conferma di questo risultato ottenuto in Parlamento e una riscrittura della Costituzione. Nessuno poi si è dato la briga di dire: "Okay, attuiamola", creando cosa? Una confusione enorme tra ricorsi, controricorsi, tra regioni, corpi vari dello Stato centrale contro le regioni e viceversa, con materie concorrenti dove per esempio sul turismo interviene la regione, poi interviene lo Stato. Facciamo un esempio pratico: in Europa esiste l'OCM, che di fatto sono fondi europei per la promozione nei paesi extraeuropei del vino. Allora in questo caso qua il 30% dei fondi è gestito dal Ministero delle Politiche Agricole, il 70% dalle regioni. Il risultato pratico: quando vai, che ne so, alla fiera di Shanghai del vino, vedi la Francia che arriva, come dire, con una delegazione con a capo, che ne so, il sindaco di Bordeaux e dietro tutta la Francia. Vedi l'Italia che arriva con 20 regioni, dove non dico che non esiste un marchio a volte comune, e il povero cinese vede, che ne so, Umbria, con tutto rispetto ovviamente per l'Umbria che è una terra non bella, epocale, con delle produzioni mondiali incredibili, una bontà, però a livello di marketing il cinese dice: "Cos'è Umbria? Boh". Questo per dire che, questo sistema attuale di confusione tra regioni e Stato cosa ha portato? Porta a sprechi. Sprechi e, una scarsa efficacia poi della gestione delle materie stesse, cioè dell'azione governativa, pratica e amministrativa, non so come dire, no, cioè se tu spendo soldi io regione e spende soldi lo Stato per, che ne so, la promozione del vino. Il risultato qual è? Sicuramente il vino va forte, alla grande, potremmo fare però molto meglio, magari in maniera mirata e in maniera più sensata, con una strategia che a volte chiaramente può essere, cioè l'Italia ti apre il varco e poi la regione Umbria, la regione Veneto, la regione Lombardia, chi per esso, poi porta a casa il risultato. In questa maniera tutti vanno per conto proprio, compreso lo Stato che va per conto proprio, e alla fine a volte ci supera la Francia, no, banalmente, dove non è che non esista un'autonomia anche là, però esiste una regia unica per certi determinati eventi. Anche qui il discorso qual è? Per quanto riguarda l'autonomia differenziata tipo sanità, istruzione, anche se sembra una parolaccia, che non si può parlare perché dicono: "No, ha 20 programmi diversi". Non è che devono essere 20 programmi diversi, deve esserci una base comune, i famosi LEP, anche non so nei programmi, poi però, ognuno deve giustamente differenziare per il proprio territorio, per esempio il programma scolastico, ma soprattutto la gestione del corpo insegnanti. Non è ammissibile che in una regione magari come la Lombardia, ma qualsiasi altra, che magari a gennaio non ci siano delle classi che non abbiano ancora l'insegnante. Questo perché se tutto parte da Roma, come fa Roma a sapere che nel comune XY manca l'insegnante? Ora che arriva a Roma il messaggio che prende un provvedimento, se invece lo gestisse la regione, primo, ci sarebbe una risoluzione migliore dei problemi. Secondo, nel caso non venissero risolti i problemi, genitori, insegnanti, territorio, comune, sindaco sanno a chi rivolgersi, ma nel giro di una giornata, non nel giro di mesi, con danno poi ai cittadini, le famiglie e i ragazzi soprattutto. Ma chiudendo questa parentesi, ritorno al discorso proprio della tristezza, nel senso che quanto mai, dopo questa seconda sentenza che sì, non ti fa votare il referendum, però praticamente ti dice che non puoi fare niente. Allora, dico: "Cavolo, non puoi fare niente, ma, allora de cosa bisogna fare?" Cioè, la Corte Costituzionale mi dice come riscrivere, una legge, poi però dice anche che non posso intervenire nei no LEP, anche se nella prima sentenza non l'aveva detto, lo dice in questa. Ragazzi anche, cioè, anche chi ha tanta volontà
potrebbe rimanere un attimo scioccato, no? E per cui la cosa migliore è ovviamente che il Parlamento prenda in mano la situazione e siccome è la riforma, fra le varie riforme premierato, giustizia, è quella più, come dire, calda, ma soprattutto che è modificabile in poco tempo e, attuabile poi anche nel poco tempo. Forse è l'unica, insieme a quella della giustizia che però, non ha un percorso chiaramente legato alla Costituzione in sé per sé, forse è l'unica che potrebbe, avviarsi entro la legislatura. Ricordo sempre che entro il primo semestre 2026, cioè fra un anno, bisognerebbe attuare il federalismo fiscale come previsto dal PNRR. PNRR approvato dall'Unione Europea, votato, portato avanti dal governo Conte 2 e dal governo Draghi, sostenuto da molti partiti, quest'ultimo, tranne Fratelli d'Italia, anche da PD e M5S, ovvero coloro che hanno battagliato per raccogliere le firme contro la legge di attuazione dell'autonomia differenziata. Volevo chiudere con una provocazione, ma è una fantariforme, parlavamo adesso di riforme, fantariforme, fantapolitica, fantatutto, cioè non voglio fare uno spot a una certa bibita, ma però è siccome noi siamo a "Regioniamoci sopra", che è un gioco di parole legato a ragionarci sopra chiaramente, allora io dico questo: la Costituzione dice che io dico allora, tu sistema, chiamiamolo così, sistema, fai di tutto affinché non, come dire, porti a casa l'autonomia, tra l'altro scritta nella Costituzione, benissimo. Allora magari sfrutto la Costituzione in un altro modo. C'è l'articolo 132, se non vado errato, 133, che dice che le regioni possono fondersi. No, possono fondersi dopo che 1/3 dei comuni di ogni regione abbia proposto questa fusione e soprattutto poi ci sia anche un voto confermativo da parte delle popolazioni stesse, chiaramente. E poi lì si fa una legge costituzionale che dice: "Okay, da oggi nasce la regione XY", che però se c'è un voto popolare e una azione politica da parte di almeno 1/3 dei comuni dei vari territori, non vedo chi possa dir di no. E la suggestione, la fantariforma sarebbe quella: "Non mi dai l'autonomia? Benissimo. Allora io penso questo, una delle regioni che vuole l'autonomia è il Veneto. Quanto sarebbe bello una regione, a questo punto, allargata, chiamiamola 3 Venezie, con Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Friuli Venezia Giulia regione autonoma, Trentino provincia autonomissima, forse molto più del Friuli Venezia Giulia. Insieme chiaramente nascerebbe una regione a statuto speciale, nuova, chiamiamola 3 Venezie. Faccio un altro esempio: Piemonte e Liguria vogliono l'autonomia. Val d'Aosta, 'sta regione a super statuto speciale, anche lì si può fare un referendum, portare avanti un'azione politica. La Lombardia a quel punto potrebbe decidere se andare da una parte o all'altra, puntare sul vecchio lombardo-veneto o andare, per creare una, chiamiamola così, mega regione, non so, cisalpina, del Ticino, chiamiamola come volete, però con l'autonomia dentro. A quel punto lì voglio vedere chi dice no. Noi intanto ci vediamo anche la prossima settimana qui a Ragioniamoci Sopra, Radio Libertà, da Giuliano Zelin, come sempre, buona autonomia a tutti, non molliamo mai. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Con Vincent. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza. Avete ascoltato Regioniamoci Sopra.